Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sulla risoluzione di vari tipi di equazioni. Allora, essendo vari tipi non si può dare una regola generale, ma di solito quello che dobbiamo fare è utilizzare sempre il solito principio delle equazioni di fare la stessa operazione da un lato, dal lato sinistro e dal lato destro dell'equazione per andare a semplificare. Poi ovviamente dobbiamo usare le proprietà di quello che incontriamo. A volte risulta utile introdurre una nuova variabile, fare una sostituzione di variabile. Allora, vediamo questa equazione irrazionale. Potrei pensare subito di mettere al quadrato, però non va bene perché qui avrei il quadrato un binomio tra il quadrato più 2 per 3 per questa radice più questa radice al quadrato, e quindi mi rimane ancora una radice. Quindi conviene fare cosa? Portare questo 3 dall'altra parte e adesso elevare al quadrato in modo che sparisce questa radice. Certo, a volte non possiamo evitare di elevare il quadrato due volte se ci sono due radici e non soltanto una. Boh. Comunque, adesso qui elevando il quadrato la radice sparisce, qua calcolo il quadrato del binomio, poi porto tutti i termini dalla stessa parte e vado a sommare 2x al quadrato meno x al quadrato è x al quadrato, meno 9x più 6x è meno 3x, meno 1 meno 9 meno 10. Poi questo me lo vado a risolvere con la formula per l'equazione di secondo grado. E quindi trovo un x1 e un x2, però qua quando c'è la radice bisogna stare attenti. Diciamo che possiamo guardare qui l'equazione, perché meno 2 non va bene, perché qui se x è meno 2, qui ho meno 2 meno 3 che fa meno 5, però è vero che l'espressione sotto radice deve essere positiva, ma anche una volta calcolata la radice ha un valore positivo. Un valore positivo non può essere uguale a meno 5. Se uno va a verificare invece quest'altra soluzione va bene. Diciamo che si dice che questa soluzione è inaccettabile. Ok, vediamo qua equazioni logaritmiche. Allora, devo usare proprietà dei logaritmi, perché ho il logaritmo di questo meno il logaritmo di questo. Allora il logaritmo nella differenza, scusate, la differenza di due logaritmi è il logaritmo del quoziente. E questo 2 me lo scrivo in forma di logaritmo, sempre la stessa base ovviamente, logaritmo in base 3 di 9. E adesso logaritmo di questa frazione è uguale al logaritmo di 9, allora questa frazione è uguale a 9. O si può vedere in un altro modo, visto che il lato sinistro dell'equazione è uguale al lato destro, fare 3 elevato al lato sinistro è uguale a 3 elevato al lato destro, e trovo comunque la stessa cosa. Adesso qua vado a moltiplicare con x meno 2 e x deve essere diverso da 2. Se trovassi 2 sarebbe una soluzione inaccettabile perché andrebbe ad annullarmi il denominatore. Va bene, qua ho questo numeratore, qui ho 9 che moltiplica x meno 2, 9x meno 18. Porto tutto dalla stessa parte, vado a sommare, trovo questa equazione di secondo grado, la risolvo con la formula delle equazioni di secondo grado e trovo 1 e 5. Allora, adesso perché 1 è soluzione inaccettabile? Perché se io inserisco 1 qui al posto di x, qua ho il logaritmo di 1 meno 2, logaritmo meno 1, ma io posso calcolare i logaritmi solo di valori positivi, quindi questo non si può. Se invece uno va a verificare 5, va bene. Poi un'equazione esponenziale. Qui può venirmi l'idea, visto che qua ho 5 e qua ho 25, di scrivere tutto come potenza di 5. Allora 25 la x, cioè 25 è 5 alla seconda, tutto alla x. E questo 5 alla x più 1 posso scrivere come 5 alla x per 5 alla 1. E questo 5 alla seconda alla x sarebbe 5 alla 2x, però posso anche scriverlo come 5 alla x alla seconda. Qua questo 5 alla prima lo scrivo come 5, lo metto qua davanti e cosa vedo qua? Che posso sostituire con una nuova variabile t che vale 5 alla x, perché qui ho t al quadrato meno 5t più 4 uguale a 0. Qui di nuovo uso la formula per equazioni di secondo grado e trovo due valori, però questo è t, non x. Vi ricordiamo che 5 alla x è uguale a t, quindi dobbiamo risolvere 5 alla x è uguale a 1, 5 alla x è uguale a 4. Questa qua si risolve facilmente che x1 è uguale a 0, perché 5 alla 0 fa 1. Qua invece per risolverlo devo fare al lato sinistro e al lato destro il logaritmo in base 5. Logaritmo in base 5 di 5 alla x e logaritmo in base 5 di 4. Perché? Perché vanno via il logaritmo in base 5 e 5 elevato a.
e quindi qua trovo x, che sarebbe x2, la seconda soluzione. Qui potrei anche lasciare il logaritmo di 4 logaritmo in base 5 di 4, però volendo posso anche scriverlo così usando la formula cambiamento di base, logaritmo di 4 fratto logaritmo di 5. Questi sono logaritmi in base 10. Poi in generale vediamo quando abbiamo un valore assoluto, equazioni in valore assoluto possono anche diventare complicate, ma adesso vediamo un'idea. Allora, intanto cos'è il valore assoluto? Il valore assoluto di 5 è 5, il valore assoluto di meno 4 è 4, il valore assoluto mi dà fuori un valore positivo. Però questo valore assoluto di un numero negativo posso anche pensarlo come che mi dà l'opposto di quello che ho dentro il valore assoluto. Il valore assoluto di meno 4 è meno questo meno 4. Questo risulta utile adesso per scrivere, perché quando ho diciamo che ho questa equazione, il valore assoluto di 2x meno 1 è uguale a 5. Come posso, di solito cosa si fa con i valori assoluti? Si va a scrivere due espressioni in due casi diversi. Potrei avere anche più valori assoluti in equazione, vado a scrivere per tutti i valori assoluti che ho le espressioni diverse e vedo diversi casi. Comunque qua ho fatto un caso semplice, un'equazione semplice. Allora, il valore assoluto di 2x meno 1 è 2x meno 1, cioè ciò che ho dentro, se ciò che è dentro il valore assoluto è maggiore o uguale di 0. Se 2x meno 1 è maggiore o uguale di 0, perché comunque il valore assoluto di 0 è 0. Ok? E invece se ciò che ho dentro il valore assoluto è minore di 0, cosa mi dà il valore assoluto? Il suo opposto, quindi l'opposto di 2x meno 1. Vado a cambiare tutti i segni, meno 2x più 1. Ok, questa condizione si può riscrivere, no? Che porto meno 1 dall'altra parte e divido con 2, quindi questo nel caso di x maggiore o uguale di un mezzo, questo nel caso di x minore di un mezzo. E allora adesso facciamo la soluzione in due casi separati, uno quando x è maggiore o uguale di un mezzo e una volta quando x è minore di un mezzo. Allora, quando siamo in questo caso, questo valore assoluto diventa semplicemente 2x meno 1 è uguale a 5, e nell'altro caso questo valore assoluto diventa meno 2x più 1, che pongo uguale a 5. Risolvo in un caso e nell'altro, qua trovo x uguale a 3, qui x uguale a meno 2. Uno deve verificare se la soluzione che trova è compatibile con la condizione. Tutto questo vale solo nella condizione che x sia maggiore o uguale di un mezzo. Boh, ma ho trovato x uguale a 3, va bene. E tutto questo vale nel caso che, nella condizione che x sia minore di un mezzo. Boh, ho trovato x uguale a meno 2, va bene, è compatibile. Se no dovrei, se quello che trovo fosse incompatibile con la condizione, dovrei dire che quella soluzione è inaccettabile. Vedremo in un altro video come si risolvono equazioni trigonometriche. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.